Amici appassionati di futsal, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È la 12ª giornata di andata, la penultima di questa prima fase del campionato di Serie A femminile. Due portieri con il numero 2, vediamo come se la caveranno. Dos Santos per Narcisi, Narcisi sul lungolinea, la palla è rimasta in campo, Baldassarri, Narcisi, ancora Baldassarri, Baldassarri, il sinistro di Baldassarri! È il vantaggio dell'Atletico Foligno a 2-11, Jennifer Baldassarri, gol di Baldassarri, adesso Narcisi viene fuori di forza, le finte di Narcisi, è sola Pezzolla, la palla è lì, incredibile, si torna da Zelli, Castagnoli, Zelli, arriva al rimorchio Zelli, arriva Zelli che spacca l'incrocio dei pali, la palla resta alla Lamezia, la palla arriva molto bene, è tutta sola sul secondo palo Gisela Martinez, a Zagar, il possesso viene recuperato da Narcisi, Narcisi per Dos Santos, calcia Dos Santos, se la cava, poi il sinistro da parte di Pezzolla, Baldassarri contro Correia, Correia fa venire fuori questa bella palla interessante per Martinez, Foti a tu per tu, il recupero da parte di Zelli, poi difende la palla Zelli, forse c'è fallo di Zelli, non fischiano gli arbitri, poi Zelli perde la palla, calcia Foti, Cecconi di una delle ragazze calabresi e si riparte. Adesso perde palla Narcisi, Narcisi, Narcisi sull'uscita di Oselame e qui c'è il rischio di un cartellino giallo per Oselame. Parte Pezzolla, Pezzolla calcia in porta, Maria Grazia Pezzolla, è il raddoppio dell'Atletico Foligno, deviazione decisiva da parte della difesa del Royalty e Lamezia. Questo spareggio salvezza lo vince l'Atletico Foligno col punteggio di 2-0, decide il gol di Baldassarri a inizio match e il tiro di Pezzolla deviato su punizione nel corso della ripresa.